Terza corsa e la seconda manche del Tommaso Grassi Award, sono 10 cavalli anziani, questa volta al via. All'1 Chanel DVS, Tommaso Gambino, 2 Birbadal Crescenzo Maione, 3 T42 Font Marco Stefani, 4 Briscola Matley Vincenzo D'Alessandro, 501 MMG, VP dell'Annunziata 6 Argo Spritz Luca Lovera, in seconda fila 7 Amore Stecca Mario Minopoli, 8 Amelipan Daniele Cuglini, 9 Zagor MTT Giampaolo Minnucci, 10 Beethoven Griff, salvo cintura. Il capoclassifica Mario Minopoli interpreta Amore Stecca, uno degli estremi outsider, vedremo se si confermerà oppure se verrà scalzato in testa alla classifica. La macchina che inizia a prendere velocità. Partiti con il tentativo di 01 MMG di andare al comando, ci riesce facile nei confronti di Birbadal che è seconda, all'esterno Argo Spritz, poi Briscola Matley, lungo la corda ancora T42 Font a precedere gli altri, con Chanel DVS che tiene di fuori Amelipan. Alla retroguardia ci sono Amore Stecca e Beethoven Griff. Se ne sono andati i primi 300 metri con Argo Spritz che ha ottenuto il via libera da 01 MMG, 29-1 per i primi 400 metri. Argo Spritz in vantaggio, 0-1 in seconda posizione, in terza c'è Birbadal, in quarta T42 Font, allo scoperto prova ad avanzare Beethoven Griff che si porta in scia Amelipan e quindi Zagor MTT, 44,5 per i primi 600 metri di corsa veloci, con i quali Argo Spritz guida il gruppo, avanza di fuori Beethoven Griff, c'è 59,7 per i primi 800 metri di corsa, Argo in vantaggio 0-1 nella sua scia, terza posizione alla corda per Birbadal, di fuori sempre Beethoven Griff, in scia al quale si mantiene Amelipan, 1.14,8 il primo chilometro di Argo Spritz che prosegue in evidenza, attaccato al largo da Beethoven Griff che mette sotto pressione l'avversario. I due sono seguiti da Amelipan, gli altri che perdono contatto, in primis 01 MMG, sbaglia Beethoven Griff che stava passando, Numero sbaglia anche 10, Argo Spritz che era in Beethoven vantaggio Griff, e lasciano così squalificato. sola davanti Amelipan. Numero 6, Colpi di Argo scena a Spritz, ripetizione su questa squalificato. ultima curva con Amelipan che si trova isolata in vantaggio a 100 metri dalla conclusione. Amelipan che nel finale vince come vuole nei confronti di 01 MMG che è impegnato per il secondo posto ma non battuto da Briscola Matley. Clamoroso quello che è successo sull'ultima curva con la rottura di Beethoven Griff che stava passando e poi la rottura di Argo Spritz che era ancora davanti. 1.14,2 la vittoria. Amelipan, Daniele Cuglini, Salvatore Valentino, i colori di Michela Rossi, il numero 8 a transitare per primo sul traguardo e a vincere regalando 10 punti a Daniele Cuglini. Secondo posto per 01 MMG, al terzo finisce Briscola Matley, a vittoria per Amelipan. Daniele Cuglini.